Buongiorno, quello che vedete alle mie spalle è il centro operativo allestito dalla Protezione Civile dei Vigili del Fuoco qui a Norcia, in Umbria, dove mi trovo. Norcia è stata svegliata violentemente questa mattina alle 3:36 da una scossa di terremoto di magnitudo 6.0, a seguire un'altra violenta circa alle 4 del mattino di magnitudo 5.4, a seguire anche un lungo sciame sismico che continua tuttora. Norcia per fortuna si ritiene fortunata perché non ha subito grossi danni, qualche lesione a qualche edificio, qualche calcinaccio a terra, ma non ci sono feriti gravi. Un episodio in particolare riguarda un ragazzo di Spoleto che si è lanciato dal balcone terrorizzato da quanto stava accadendo, dalla terra che tremava e per fortuna la sua caduta è stata attutita da un albero. Il ragazzo non è in gravi condizioni. Situazione invece veramente drammatica nelle Marche e nel Lazio, che sono state colpite dalla stessa scossa di terremoto. Ad Amatrice e ad Accumuli si contano purtroppo i morti, si scava per cercare di salvare bambini e persone che sono rimaste sotto le macerie. Qui a breve sarà presente la Presidente della Regione Umbria. Naturalmente sono in contatto con la Regione, con il Ministero, con la Protezione Civile, con il Premier Renzi e come vedete appunto ci sono già telecamere da tutta Italia, anche persino le camere di Al Jazeera. Norcia oggi ringrazia Dio perché quanto accaduto nel 97, il violentissimo terremoto che ha veramente raso al suolo la cittadina, è servito a ricostruire in maniera attenta e scrupolosa. Oggi gli edifici hanno retto, non ci sono per fortuna morti, non ci sono feriti gravi, dunque qui la situazione è sotto controllo.